Siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Medi Polegine, miei cari, buongiorno, benvenuti su Radio Riva e anche su Medi Polegine Web TV. Niente po' di Niente meno. po' di meno. Naturalmente da parte mia Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno Leandro, tutto bene? Sì. Tutto bene, dai, Tutto bene. sì. I lavori proseguono bene. I sì. lavori proseguono, tu sai che in questo momento sono un po' preso. No, perché dovete sapere che il nostro Leandro è alle prese in questi giorni, in queste settimane con una ristrutturazione e quindi è molto impegnato. Sì, e mi hanno eletto a Mezza Cassola. Mezza cassola. Per chi non lo sapesse, a Mezza Cassola è nella graduatoria dei muratori l'ultimo L'ultimo stadio proprio. L'ultimo stadio. Dopo non c'è altro. C'è poi. la carriola. C'è la carriola. Va bene, dai. Allora iniziamo subito. Andiamo con i titoli. Adria chiama Libia. Ancora un insegnante d'eccezione ad Adria. Poi Porto Tolle e la visione del sindaco. Ancora Ariano 21.000 euro di solidarietà. Però non è male, Ultimo, ma non ultimo, l'isola dei polli. Qua ce ne sarebbe da dire poi. Dai, non divaghiamo. Vabbè. Tra pochissimo per iniziare la puntata di oggi di Medi Polesine. Siamo pronti per iniziare la puntatona di oggi di Medi Polesine. Andiamo subito, perché come sempre siamo leggermente in ritardo. Sì, Succede sempre, Sempre, quindi, sempre. non è una novità. Sempre, Dai, sempre. allora, parliamo di Adria. Adria chiama Libia. Allora, perché abbiamo questo titolo? Perché lunedì 6 febbraio c'è stata la consegna delle chiavi di un incrociatore alla Libia fatta dagli straordinari Cantieri Vittoria, che hanno appunto una commessa di 3 di queste navi. Ricordiamo che i Cantieri Navali Vittoria della famiglia Duo sono un'eccellenza a livello mondiale, specialmente nelle navi e nelle barche militari di alluminio, e hanno vinto questa commessa, e c'era naturalmente tutto il gotà politico del nostro territorio, ma soprattutto c'era anche il ministro degli esteri Tajani presente, quindi è stata una cerimonia abbastanza importante, anzi è stata una cerimonia molto importante. E naturalmente c'erano anche delle contestazioni. C'era un comitato contro appunto questa consegna delle navi, presente Luca Casarini, che è il capo missione di Mediterranea. Ricordiamo Luca Casarini è quel antagonista famoso che ha partecipato a molte missioni dell'OGM, era uno dei promotori dei centri sociali eccetera, quindi un personaggio abbastanza importante, che ha detto nonostante tutto delle cose abbastanza giuste, cioè diamo la possibilità alla Libia di riportare le persone che scappano dalla Libia per riportarle ancora nei lager, e noi sovvenzioniamo questo. È cosa buona e giusta. Chi siamo noi? Certo, Però sì. con chiunque ho parlato, persone di destra, di sinistra, di centro eccetera, tutti hanno detto sto discorso qua. Effettivamente c'è ragione, noi stiamo regalando una nave a uno Stato che è fondamentalmente non sappiamo se possiamo fidarci o meno. Addirittura il ministro Tajani ha detto a una domanda di un giornalista: possiamo fidarci della Libia? Ha detto stiamo monitorando. Quindi quando un ministro dice ni, forse bisognerebbe. E noi invece gli regaliamo 8 di queste cose, di cui 3 vengono fatte, anzi 4 o 3 o 4 vengono fatte ad Adria. Comunque, vabbè. Chiudendo l'argomento, innanzitutto complimenti alla famiglia Duo e ai Cantieri Navali Vittoria. Tra l'altro si parla che i Cantieri Navali Vittoria di Adria vengono spostati a Portoviro, nella località Porto Levante, quindi un'altra grossissima occasione per Portoviro per aumentare la sua capacità industriale, che È già abbastanza. è insomma, importante, ed è forse la più importante di tutto il Polesine. Vabbè, comunque bravi ai Cantieri Navali Vittoria. Qualche perplessità su questo consegna, questo regalo che abbiamo fatto alla Libia. Ricordiamo che poco tempo fa avevano fatto un altro regalo anche alla Tunisia,
e noi siamo qua a Regali, siamo forti. Ci sarà comunque un ritorno sicuramente da Sì, qualche parte. c'è il ritorno Sì. dei migranti Dei che vorrebbero migranti. scappare e ritornano in Libia. Vabbè. Tra l'altro c'erano anche le fotografie di come stanno nei lager che ci sono in Libia, effettivamente è tutto da pensare, da ragionare. La chiudiamo qua. No comment, no comment, comment. veramente, dai. Ci sentiamo tra poco per continuare Medipolesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Medipolesine, ovviamente qui su Radio Diva, ma anche su Medipolesine Web TV. Vi ricordo in onda ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso secondo titolo, un insegnante d'eccezione ad Adria. Allora, in un progetto che ha partecipato l'Istituto Galilei, lo scientifico di Adria, dove c'erano delle insegnanti di madrelingua che affiancano gli insegnanti appunto di lingue di questi licei, ha vinto sia Adria che Bassano del Grappa, ed è però c'è una caratteristica particolare, non è un bando normale, perché a partecipare a questo bando c'è una insegnante, o meglio una ragazza che viene affiancata all'insegnante, che ha 1.300.000 follower su TikTok, che è Natasha Nock. E quindi secondo me è una cosa interessante, prima di tutto perché ha suscitato molto interesse anche verso Adria, nel senso che questi follower, quando si muovono un'enormità di persone. 1.300.000 persone sono veramente tante. E questa qua si è già integrata nel nostro paese, questo mi fa piacere. Io sono andato a intervistarla, ho detto guarda, la gente del nord che io pensavo fosse molto fredda è la gente che preferisco. Io vengo da Vancouver, che è canadese, e là per fare amicizia con una persona è molto più fatica che qua da voi, qua siete molto più solari eccetera, ed è Adria. Pensati se fosse a Portoviro, a Portoviro sarebbe già la reginetta, avrebbe già minimo fatto 26 cene, Sì. Sarebbe andata anche all'Osteria Matta perché l'abbiamo portata noi, E vice sindaco. e vice sindaco, già che ci siamo. Vabbè. Si è trovata bene ad Adria, si è trovata bene, eh? Si sarebbe trovata bene anche da altre parti del Polesine? Non si sa. Non si siamo noi per... Non abbiamo la controprova. Vabbè, comunque è stata veramente una bella iniziativa. Complimenti quindi ai professori, che tra l'altro viene ospitata da una delle professoresse di inglese del liceo, e quindi questo ne fa specie. E ha già detto che ci sono un sacco di ragazzi che gli vanno a fare gli omaggi eccetera. Io vorrei vedere se fosse stata brutta, anche se era da New York, ma proprio brutta. Sì, perché effettivamente questa qua è una bella ragazza, è una bella ragazza, sì. aiuta molto. Sì. Io ho notato che tra una bella ragazza e uno brutto come È sottoscritto, un uomo con la barba, ma forse sì, è vero. qualche vantaggio c'è sicuramente. Vabbè. Parliamo di Sanremo un secondo al volo. Vuoi che parliamo di No, perché serie? parliamo di bello e di brutto. Hai visto la prima serata con la Ferragni? Sì, ho visto, ti dico, non ho seguito tutta la serata, ma così a sprazzi se vogliamo. Ho visto anche l'intervento della Ferragni, sì, molto. Questo è da dire, ma il suo vestitino, se è quello un po' particolare. Sì. È vero che sembrava quando fanno la pubblicità comprato su Wish e quando ti arriva è vero? Sì, è vero. Effettivamente dava questa impressione. Questa impressione quando la vedi sul catalogo, quando ti arriva a casa. Vabbè, comunque chapeau anche a lei. Vabbè. Ok, dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Medipolesine. Siamo sempre noi, io Davide Stefanelli, lui invece Leandro Maggi, eccolo qua, è lui, proprio lui in persona, ce l'abbiamo qua. La mesa cassola. La mesa cassola. Hai visto che sta effettuando la ristrutturazione di casa. C'è questa mansione di altissimo livello. Portami la cassola, portami le pietre. Vai a prendermi un po' di cemento. Vai tu. Vabbè, andrò io stavolta. E un centino ogni volta se ne va, ma questa è un'altra storia. Dai, parliamo di Porto Tolle, la visione del sindaco. Allora, il sindaco di Porto Tolle con la sua amministrazione stanno facendo un giro per tutte le frazioni. Ricordiamo che Porto Tolle è talmente vasto che se devo andare da Scardovari a Pila è come andare da Taglio di Po a Rovigo, tanto per dire. Sì, effettivamente l'estensione è veramente ampia. È molto impegnativo. Ma però io ho seguito un paio di questi incontri molto interessanti, tra l'altro
c'è una disponibilità da parte dell'amministrazione che gliene fa specie, però mi è molto piaciuto un discorso che ha fatto il sindaco. Il sindaco ha detto: guarda, Porto Tolle è partita da essere un paese semi sconosciuto, ha anche merito sicuramente anche della pandemia, che la gente si muove meno all'estero, quindi ha riscoperto certi posti come i nostri. Naturalmente il Delta non è solo Porto Tolle, però Porto Tolle c'è la fetta più importante e anche più gestita, nel senso che ci sono bed and breakfast, non è male. Però ha detto giustamente, la nostra visione era di far crescere questo territorio nei due fondamentali basi economiche, la pesca da una parte e il turismo dall'altra, e ha parlato dei successi da parte del turismo, centinaia di migliaia di persone che sono venute nel Delta. C'è naturalmente molto da fare, ha parlato che c'è da sistemare il discorso dell'accoglienza, delle strutture, ci sono tanti bed and breakfast, ma non c'è magari un albergo che può ospitare due questa è una questione poi che abbiamo già affrontato anche nelle puntate precedenti, se vogliamo. Non ci sono le piste ciclabili, però ha detto una cosa giustissima. Guarda, fino a poco tempo fa, per farsi fare un articolo da parte di Mediaset o della Rai, bisognava o pagare o aspettare anni e anni, quando magari facevano una cosa in Emilia per venire da noi. Adesso abbiamo la fila delle varie televisioni italiane ed estere per parlare del Delta. Quindi è merito anche naturalmente di una promozione che viene fatta a livello regionale da una parte, ma anche poi da tutta la popolazione di Porto Tolle, perché ricordiamo ci sono dei tour operator bravi che stanno lavorando molto bene, c'è la famiglia Capparin, c'è Acqua, c'è la gente del Po, eccetera. Quindi complimenti a Porto Tolle in particolare, però ecco, volendo fare un po' di polemica, il Delta non è solo Porto Tolle, quindi bisogna coinvolgerlo un pochino di più. C'è un pochino forse di egoismo da parte di Porto Tolle, però ben venga comunque quello che sono riusciti a fare. Comunque sembra che finalmente qualcuno si sia accorti. Si è accorto del nostro Delta, insomma, della nostra bellissima terra, insomma, che offre veramente tanto. Certamente. E sarebbe appunto anche da sfruttare di più. È una delle tante occasioni che sono capitate nel nostro territorio, anche questa qua cerchiamo di sfruttarla al meglio. I presupposti per sfruttarla bene sembra ci siano, continuate così. Complimenti a Porto Tolle, complimenti in generale al nostro Basso Polesine. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento, noi ci sentiamo una breve pausa e torniamo. Miei cari, siamo sempre noi quelli di Medi Polesine e adesso un altro titolo, Ariano, 21.000 euro di solidarietà. Allora, abbiamo parlato adesso ti spiego, nel senso che abbiamo parlato molto bene di Porto Tolle, adesso parliamo molto bene di Ariano nel Polesine. Forse è uno di quei paesi con Corbola dimenticati, cioè si parla molto poco, però effettivamente è un paese che effettivamente è molto attivo. Abbiamo ricordato pochissimo tempo fa, i 400.000 euro che sono arrivati per il sito archeologico di San Basilio, quindi c'è un interesse importante anche da parte delle università, della regione e anche dell'Europa per i nostri siti, per il nostro territorio. Faccio un inciso, secondo me un sindaco è molto bravo quando riesce ad ottenere i fondi, e vedo che comunque effettivamente Ariano Polesine ce la fanno ad ottenerli, vuol dire che hanno degli uffici preposti che si stanno muovendo bene e degli amministratori adeguati. In questo caso però, invece di aver ricevuto fondi, sono riusciti a elargirne praticamente tutte le associazioni e anche molti privati, molte attività hanno fatto squadra per ottenere ben 20.874 euro da donare alla Città della Speranza. Città della Speranza è quella fondazione che studia l'oncologia infantile, e quindi chapeau veramente. Certamente sì. Quindi sono riusciti questa associazione ha sede a Padova e ha consegnato questo assegno simbolico. Comunque i soldi sono già nel conto della fondazione Città della Speranza aspetta che mi ricordo più, al professor Bisogno, che è uno dei responsabili di questa associazione. Complimenti veramente chapeau all'amministrazione comunale, complimenti
sindaca Luisa Beltrame e tutta la sua giunta. Bravi. Veramente bravo. 20.874 bravi. Bravi. Bravi, complimenti. Dai. Allora, esaurito anche questo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Siamo così rientrati e siamo pronti per affrontare il nostro ultimo argomento di oggi. Parliamo dell'isola dei polli. Allora, abbiamo parlato di Ariano prima, adesso però parliamo dell'isola di Ariano. L'isola di Ariano è Corbo, Taglio di Po e Ariano nel Polesine. Certo. Cos'ha di caratteristica quest'isola? A parte che è una delle isole fluviali più grandi d'Italia, c'ha il Po di Goro, c'ha il Po di Gnocca e il Po Grande che fanno quest'isola e quindi è una cosa caratteristica. Però è uno dei posti in Italia, forse in Europa, dove ci sono più polli. Sì. Ci sono più allevamenti di polli. C'è un allevamento di galline che fanno le uova, praticamente sono le ovaiole. Le ovaiole, che non mi veniva, ovaiole, e sono 1.400.000 polli, e già questi potrebbero bastare. Sì. Poi ci sono degli allevamenti 200, 300, 150.000 polli. C'è un progetto di farne un altro allevamento con 300.000 polli, 290, 300.000 polli, ancora a Taglio di Po. Sempre a Taglio di dove Po. ce ne sono altri due belli tosti. Cos'è che il problema? Il problema è che niente, cioè, se ci fossero polli e non ci creano problemi, però c'è un inquinamento odorifero importante, visto che abbiamo questa vocazione turistica eccetera. Un turista che viene in un posto dove c'è puzza di gallina non ci viene più, sì. E poi c'è anche l'inquinamento, perché le deiezioni dei polli creano ammoniaca, insomma ci sono dei problemi. Allora ho fatto un'intervista all'assessore ai lavori pubblici di Taglio di Po, Matteo Sacchetto, e ci ha detto: guarda, purtroppo noi come amministrazione più di tanto non possiamo fare. Noi possiamo controllare se ci sono criticità dal punto di vista urbanistico, ma non possiamo vietare questo. Allora, bisognerebbe fare, e c'è già in movimento, un comitato che però venisse ascoltato perlomeno in provincia e in regioni in particolare, perché, come ripeto, se ci dovrebbe essere un vincolo, se abbiamo questa voglia di fare turismo importante, portare migliaia di persone qua da noi e poi ci aggiungiamo 4 milioni di polli nel nostro territorio, non so se si può sposare la cosa. Quindi appoggiamo il comitato, personalmente lo sto seguendo eccetera, quindi, e vediamo se riusciamo a... Direte voi, ma è un'attività che viene nel nostro territorio, potrebbe portare forza lavoro eccetera. Ricordiamo che tutti gli allevamenti che ci sono qua da noi non impiegano più di 80-90 persone. E quindi avere una cosa di questo tipo. Sì, aumentare ancora per 300.000 polli per altre 7-8 persone, cioè dal punto di vista di caduta lavorativa nel nostro territorio, probabilmente non è così significativo. Sì, ecco. esatto. Detto questo, c'è sempre qualcosa che non va. Tu pensavi che oggi parlassi solo positivamente? E invece qualcosa. C'è la magagna. Sì, che la magagna c'è sempre. La magagna c'è sempre. Vabbè, quindi appoggiamo il comitato. E vediamo un po' come andrà a finire sta cosa. Per me li fanno, però. Li fanno comunque, tanto chi se ne frega. Per me lo fanno, però. Chiediamo un po' in giro, tanto abbiamo già deciso. Non dimentichiamo che siamo sempre la Cenerentola della regione, cioè non è che siamo cambiati dopo, nonostante quello che abbiamo detto del sindaco, di Portotolle, di Ariano, eccetera. Certo. Dai, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. E siamo veramente in conclusione, abbiamo così esaurito il nostro tempo a disposizione per oggi, come sempre volata questa oretta che trascorriamo tutte le settimane insieme, io Davide Stefanelli e lui Leandro Maggi. Cosa dire adesso? Niente, vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto, ci risentiamo la prossima settimana, vi vogliamo come sempre numerosi. Faccio una domanda? Sì. Allora, siccome stasera è l'ultima sera di Sanremo, per te chi vince? Guarda, non ho la minima idea, però così... qualcosina che ho visto io, insomma, secondo me Mengoni ha buone possibilità. Anche per me. Quindi perché, noi domani siamo registrati, però oggi che è sabato anticipiamo che secondo noi vince Mengoni. Se ci prendiamo
Dopo facciamo il tuo clip. Quindi chi ascolterà la replica domenica mattina, insomma, sappiate che Per noi Mengoni è, diciamo, il candidato numero uno per vincere il festival. Poi non si sa mai, perché è molto imprevedibile sta cosa. Magari qualcuno dice hanno già deciso tutto quanto, è tutta una farsa, vabbè, insomma, è comunque, Ma chi siamo noi? comunque uno spettacolo anche Sanremo. 4 ore dura. 4 ore. Impossibile vederlo. Massacra gli zebedei di chiunque. Sì. Vabbè. E non solo. Vabbè. Ci sentiamo allora la prossima settimana, il nostro classico countdown. 3, 2, 1. Ciao a tutti. Come mai ogni volta? No? Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.